5 di mattina e siamo a Cisoni Valmarino. Oggi andiamo su al bivacco Lof, ai Lof, e successivamente faremo il Col de Moi, quindi un bel giro sulle Prealpi. Mamma prega perché il mondo va più veloce di me. Alzo stereo a palla per non pensare. Alzo così tanto da farmi male, dimenticando tutto quello che so, tutto quello che so. Rotolo e rimbalzo tra l'inferno e il cielo, tra demoni privati e santi e stravangelo, perdendo terreno, ma il fiato è quello che è. Prega un poco per me, partecipo al gioco e non so bleffare, si vince o si perde, ma voglio giocare. Mamma prega perché il mondo va più veloce di me. Contro sterzo sbando e vado di fuori, cercando di seguire piloti migliori, ma è un po' di cucire uno strappo e non so se mi va, no, non so se mi va. Per ogni partita è un gioco da fare, che vinca o che perda io voglio provare. Mamma prega perché il mondo va più veloce di me. Mamma prega perché il mondo va più veloce di me. Mamma prega perché il mondo va più veloce di me. Se mamma prega perché il mondo va più veloce di me. Mamma prega perché il mondo va più veloce di me. Ho bello chiaro in testa quel che va che non va, quello
quello che risulta, quello che si sa, non tiene affatto fede al corso degli eventi, non tiene fede affatto ai veri avvenimenti, mai. Oh, mai. La carta stampata, fresca di giornata, rimbalza nelle edicole e comincia la crociata, alle verità, alle ambiguità, a quello che si è detto, a quello che sarà e va. Ovunque va. Ma qual è il ruolo dell'informazione? E chi pilota questa aberrazione? Chi dirige questo gioco bestiale virtuale? È solo un uomo nella corsa al trono, 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 nella corsa al trono. Ah, sì! Funky, funky, funky! Perché anche se mi schiero e difendo un pensiero, dico quel che penso e lo penso sul serio, confutando i fatti al di là delle opinioni dell'azienda, del mercato, delle oscillazioni, sai, del padrone mai. Ma qual è il ruolo dell'informazione? E chi pilota questa aberrazione? Chi dirige questa sappa infernale e fatale? È solo un uomo nella corsa al trono, 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 nella corsa al trono. Ah, sì! Siamo ai Lof, che è un bivacco molto, molto bello che abbiamo alle nostre spalle. Fino adesso siamo al quinto chilometro e mezzo circa e abbiamo fatto un po' di salita, però adesso ci aspetta la parte più impegnativa che si concluderà sulla croce del Colle Monte. Allora, com'è stata secondo te fino adesso? Sicuramente è un bel percorso, comunque lo conosciamo già da tempo, però è un posto sempre molto bello, che invito qualsiasi appassionato di montagna a venire su di qua. Adesso proseguiamo, anche perché la temperatura ormai la fa sentire, che non so, saranno 5-6 gradi qua, penso, no? E niente, andiamo avanti, contentissimi, e ci vediamo dopo. Ciao! Bambini, 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 avanti basta, andatevene via, che tanto è inutile giocare, che tanto è tutta una grossa bugia, e fuori l'inverno è cattivo, brucia la terra, brucia l'energia, e nei cappotti vecchi infreddoliti pregano Dio che se li porti via, che se li porti via. E c'è chi aspetta una vita in un bar, quella schedina che non uscirà mai, ma intanto spera che aspettando si risolvano i suoi guai. Ma quante sere passate a parlare, a ragionare sulla demagogia. Bambini, bambini, pregate che arrivi il vento se la porti via questa democrazia. E tanto il tempo passa e non
svelto e indifferente. Bene, qua adesso ci stiamo apprestando a iniziare la salita che porta sul Col de Moi, che sarà molto impegnativa. Abbiamo già fatto un bel po' di salita, abbiamo fatto le creste, adesso saliamo e il Col de Moi sarà il punto credo più alto dell'intero percorso. La vegetazione è molto alta, un po' fastidiosa, però alla fine dei conti è solo per dei piccoli tratti. Andiamo avanti. E ascolto l'urlo dell'umanità che lascia la zona grigia e da domani non ci sarà. Ti ha dato tempo al tempo, trovi il tempo per scappare via, perché la gente è stanca e gonfia di rabbia e non è una malattia. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Datemi un'altra identità. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Voglio un'altra possibilità. Dieci, 100.000 lenzuola ricoprono tutta la via. Ribolle la piazza, a calcio il batume, voglio pulizia. Che non sogno, ma ne ho bisogno, tutti ne hanno bisogno. E prova ad urlare, 10.000 palloni volare. Cambio, cambio, cambio di mentalità. E datemi un'altra identità. E cambio, cambio, cambio di mentalità. Voglio un'altra possibilità. Non mi importa se non cresco, in fondo mi va bene così. Non mi importa se non basta, davvero devi credermi. Sono stato assente, in quei giorni m'educavo da me. Sono ancora niente, ma oltre a niente dimmi che c'è. Dalla gente in strada ho imparato tutto quello che
che so, e mi incazzavo se qualcuno diceva non si può. Questa è casa mia, ma ormai non so se ho fatto bene oppure no. A che cosa si riduce tutto questo? Non riesco a farmene un'idea. A che cosa si riduce tutto questo? Se non a illudersi. Ho anche pensato di cominciare a farmi male, chiudermi in un cesso e spararmela per non pensare. E invece no, questa è l'essenza stessa della vita. Non c'è di mezzo niente, è una discesa da frenare a fatica. Ma se ho fatto bene, io non lo so. A che cosa si Allora, siamo arrivati a Praderadego. Ormai le salite sono finite quasi tutte, a parte piccoli tratti, ma di poca consistenza. Abbiamo fatto un bel po' di dislivello e adesso prendiamo il Troy del Pindol, che è un sentiero molto impegnativo, sconnesso, scivoloso, tecnico, è un po' impegnativo, però è bello. E scendiamo verso Valmarino prima e Cisondo dopo, che è dove siamo partiti, insomma. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse a motore. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. Ho imparato a sognare
quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là. Cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra e da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine del percorso che avevamo in mente. Adesso fa un po' caldo, però ormai è finita, diciamo. Abbiamo fatto 21 km, il dislivello è stato imponente, diciamo, e niente, la giornata è stata molto bella, abbiamo visto bei panorami e questo percorso ve lo consigliamo a tutti. No Nicola? Assolutamente. E adesso, molto bello. Adesso passiamo e chiudiamo che siamo stanchi. Ciao!